Tempo di bilanci di fine anno anche per il mondo artigiano di Castelfranco, che intorno al suo presidente e ai soci ha fatto la fotografia al 2025 tra luci, ombre e prospettive future. Il settore manifatturiero che nella Castellana, in particolare nel Trevigiano, era un settore trainante, in quest'ultimo periodo ha una certa flessione di circa il 10%, mentre sta invece aumentando, recuperando quello che è tutto il settore relativo all'edilizia. Uno dei punti cruciali del comparto è quello di riallacciare in modo costruttivo il rapporto con la scuola e di dare continuità alle imprese tramite il ricambio generazionale attraverso il progetto Fatti un'idea, partito ad ottobre. Proprio perché ci rendiamo conto che calo demografico, difficoltà che ci sono nel reperire forza lavoro, deve essere assolutamente supportato da un'iniziativa di associazioni che devono essere attenti e vicini al mondo della scuola, proprio per creare, seminare adesso, raccogliere nuove persone professionali nei prossimi anni. Una semina del terreno che quest'anno ha coinvolto 1000 studenti delle scuole medie e nel futuro vuole essere strutturale all'interno dei 9 istituti attivati per provare a vincere uno stereotipo che il giovane ha nei confronti dell'artigiano. Un stereotipo ancora di questa figura professionale che lavora ancora con strumenti antichi, di queste botteghe, cosa che non è così. Ormai nel mondo artigiano abbiamo delle eccellenze a livello mondiale. I ragazzi, se stimolati a questa loro curiosità, hanno dato un grande riscontro, quindi siamo molto soddisfatti di questa iniziativa.